buongiorno e ben trovati con Focus TG, anche oggi per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio. Fra pochissimo parleremo di un gravissimo incidente sul lavoro che è avvenuto a Crocetta del Montello nel Trevigiano. Un operaio di 49 anni caduto dal tetto di un capannone mentre stava lavorando. È caduto da 10 metri ed è ricoverato in gravissime condizioni a Treviso, è un 49enne residente nel Padovano. Prima però facciamo un veloce salto a Bibione, dove è in corso la dunata triveneta, il raduno triveneto degli Alpini. La seconda giornata è appena terminata la messa da Cesarolo. Allora ci colleghiamo perché c'è una cerimonia proprio all'esterno della chiesa dopo la messa e il nostro Lucio Zanato è lì. Sentiamo cosa sta accadendo. Siamo proprio nel vivo di questa cerimonia, Stiamo vediamo aspettando ovviamente per il... Ecco, qui è arrivato il trombettiere, ovviamente per dare l'avvio alla cerimonia con gli squilli di tromba e ovviamente l'onore ai caduti. Perfetto. Ecco. Attenzione, sentiamo. Tutti attenti. Onori ai caduti. Tutti riposo. Ecco il presidente nazionale Sebastiano Favaro e il sindaco Flavio Maurutto che tornano a disporsi vicino ai propri labari e ovviamente al gonfalone del... E adesso seguiamo invece l'altra parte dell'audio. Da te discende la forza dello spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benedizione. Fa che i cittadini e i governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, da cui si è fatto garante Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. E su tutti i defunti e tutti noi senda la benedizione del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Navaro dell'Associazione Nazionale Alpini lascia il luogo per la cerimonia. Posto, tutti attenti.
Allora si sta concludendo questa cerimonia successiva, avete visto la corona d'alloro in memoria dei caduti. Fra poco ci ricolleghiamo con Lucio Zanato per sentire un po' l'atmosfera in questa seconda giornata del raduno triveneto delle Penne Nere. Questa sera i cori e le fanfare dalle 20:30 e poi domani dalle 7:30 del mattino per raccontarvi in diretta lo sfilamento delle Penne Nere. Ci torniamo fra poco. Prima andiamo a Crocetta del Montello, Christian Arboit con Tommaso Migot per un grave incidente sul lavoro avvenuto nella Marca Trevigiana. Christian. Sì Nicola, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Rete Veneta, anche da parte di Tommaso Migot che come detto sta curando la parte tecnica. Tommaso che adesso vi inquadra il mezzo dello Spisal, perché all'interno dell'azienda ci sono i tecnici dello Spisal, le indagini sono in corso. Il gravissimo incidente sul lavoro che si è registrato questa mattina e che ha coinvolto un uomo di 49 anni, un operaio di una ditta esterna di Tiene che stava operando sul tetto, sulla copertura di questo edificio. Cosa è successo, o meglio cosa sarebbe successo, perché le indagini sono in corso e il condizionale è d'obbligo. L'uomo stava operando per l'appunto sulla copertura quando sarebbe crollato parte del lucernario. Anche questa è una ipotesi che è al vaglio ovviamente dello Spisal, con i carabinieri di Crocetta del Montello che sono intervenuti immediatamente sul posto, ovviamente con il SUEM 118. Questo operaio residente a Cittadella, ma appunto dipendente di questa ditta di Tiene, si trova ora in prognosi riservata in rianimazione al Cafoncello di Treviso, dove è stato elitrasportato. Sono stati chiaramente attimi molto concitati. Qui con me la sindaca di Crocetta del Montello, Marianella Tormena. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Senta, c'è un uomo gravissimo in ospedale, parliamo dell'ennesimo incidente sul lavoro nella Marca Trevigiana. In effetti la Marca Trevigiana è anche molto laboriosa e quindi penso sia compatibile con la realtà il fatto che effettivamente gli incidenti ci possono essere. Certo che bisogna fare di tutto per ridurli il più possibile. Faccio veramente un augurio formidabile alla persona che adesso è al Cafoncello, sperando che non gli succeda niente e che possa riprendersi completamente. Faccio ovviamente solidarietà anche alle aziende che in un certo senso si trovano coinvolte, sperando e auspicando che possa andare tutto bene e che possano servire anche da esperienza per una miglior gestione da parte di tutti quanti, perché sono il primo ad ammettere che molte volte ci sono responsabilità e certe volte c'è una fetta di imprevedibilità. Poi ci sono gli organi competenti che stabiliscono questo, quindi il mio è veramente un in bocca al lupo, in particolare a chi adesso si trova in gravi condizioni ovviamente. Ecco, tra l'altro appunto ci sono delle indagini in corso, sappiamo che le cadute dall'alto sono sempre, diciamo così, sono le più attenzionate, allo stesso tempo è la tipologia di incidenti che si registra nella casistica con maggiore frequenza, quindi dovranno essere appurate, si stanno appurando se appunto l'uomo era imbragato. Questo è uno degli elementi, l'esistenza di linee vita, insomma in questi casi. E chi lo sa, poi le nostre aziende sono anche costruite nel tempo e quindi hanno avuto i loro adeguamenti e so che è un lavoro continuo da parte degli imprenditori. Chi lo sa qual è il caso in realtà che si è verificato qui. Sta di fatto che comunque confido sempre nelle normative. Io credo che alla fine applicandole si possa salvaguardare il più possibile gli operatori. Poi non so qui quale può essere stata la casistica che si è verificata. Speriamo sia un incidente fortuito.
Allora, ovviamente indagini in corso, grazie Sindaco Tormena, indagini in corso da parte dello Spisal congiuntamente con i Carabinieri. C'è questo 49enne, lo ripeto, in prognosi riservata al Cafoncello, residente a Cittadella e dipendente di questa ditta di Thiene. Chiaramente si sta prendendo in esame il rispetto delle normative del settore. Sono molto stringenti per quanto riguarda i cosiddetti lavori in quota. Staremo a vedere appunto nel corso della giornata. Per il momento da Via degli Artigiani qui a Crocetta del Montello è tutto. Con Tommaso Migotto e Nicola ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Tommaso Migotto, e grazie anche alla sindaca Tormena. Il nostro Filippo Fois è tornato dall'imprenditore che ha subito una vera e propria devastazione nella sua azienda di Venezia da parte di giovanissimi vandali. Allora, prima di sentire oggi cosa dice questo imprenditore, rivediamo il servizio di ieri con le immagini impressionanti. L'azienda attualmente è ferma, gli uffici sono stati completamente devastati. Voi non siete in grado in questo momento di riprendere l'attività? No, assolutamente, neanche la prossima settimana. A Santa Elena il laboratorio di falegnameria, progettazione e produzione di arredi e infissi di Mauro Girelli è fermo e non si sa quando potrà riprendere l'attività. È stato devastato da un raid vandalico che ha letteralmente raso al suolo gli uffici. Gli autori sono 3 tredicenni fermati il giorno seguente, sorpresi poco dopo aver tentato di appiccare il fuoco in 5 punti diversi dell'azienda. Le conseguenze sarebbero state gravissime. Solo nel locale di verniciatura ci sono circa 600 litri di materiale. Hanno tentato con degli accendini in maniera molto maldestra di innescare forse l'incendio. Fortunatamente non ci sono riusciti e si sono limitati alla zona appunto degli uffici, perché dopo abbiamo ovviamente la cabina di verniciatura, il reparto verniciatura dove sono custodite le vernici e solventi e quant'altro. I ragazzini si sarebbero veramente fatti male se finiva bene. Il primo raid è avvenuto presumibilmente nel pomeriggio di sabato scorso ed è stato scoperto casualmente da una dipendente domenica mattina. I titolari hanno avvisato la polizia, ma è stato quando sono tornati dopo pranzo che hanno sorpreso la baby gang, fermata dai carabinieri intervenuti immediatamente. È una cosa molto grave, secondo me. Si potevano anche fare male. Non hanno capito che dietro ogni oggetto che loro hanno devastato, ogni cosa, c'è la storia, la vita, i sacrifici, le rinunce di tanti anni di lavoro. Dentro la ditta, che dà lavoro a 8 persone, sembra sia passato un uragano. Computer, vetrate, soprammobili, sedie, suppellettili, arredi sono stati distrutti. Alcune parti dei locali sono state allagate. Solamente ricomprare i computer e riconfigurarli con i macchinari richiederà parecchio tempo e parecchi soldi. Noi abbiamo fatto una stima veramente spanometrica, saremo attorno ai 100.000 euro. Avremo anche un fermo azienda che al momento non riusciamo a calcolare, mancato guadagno e quant'altro. Insomma, comunque diciamo che tutta quanta l'attrezzatura informatica è stata completamente distrutta. Allora andiamo da Filippo Fois. Filippo, ti chiedo una cortesia di essere rapido perché ho un altro collegamento importante in coda. Allora, danni confermati, qual è la sensazione oggi dell'imprenditore che hai al tuo fianco? Intanto lo ringraziamo Mauro Girelli della sua disponibilità e diciamo che l'azienda è ancora ferma e ancora ne avrà per parecchio. Sì, diciamo che siamo ancora fermi per la settimana prossima tutta e penso anche quell'altra. Vedremo di fare il massimo per recuperare ovviamente il più tempo possibile per iniziare la produzione al più presto possibile. Anche perché c'è una stima danni oltre i 100.000, però c'è da Santa Elena il mancato introito di queste settimane di fermo. Certo, oltre a quello abbiamo anche delle consegne che dovevamo fare. Io ho mandato una mail ai nostri clienti che molto gentilmente hanno capito la situazione e non hanno fatto, anzi sono stato sostenuto, devo dire, anche dai miei clienti. Ecco, c'è però una novità, Nicola, che lei ha ricevuto una visita. Sì, una visita inaspettata che mi ha fatto molto piacere. È venuta la mamma di un ragazzino che ha
partecipato a questa cosa e si è scusata insieme al figlio, e questo è stato un atto molto, molto importante per me, perché oltre al danno economico il fatto di avere la mamma lì con il ragazzino è stato un segnale, soprattutto per il ragazzino di aver capito l'entità del danno, e io gli ho detto: ricordati le lacrime di tua madre, perché hai fatto soffrire anche i tuoi genitori, insomma. Grazie a Mauro Girelli. E Nicola, io ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Quindi questa visita inaspettata della mamma e di uno dei responsabili che ha chiesto scusa. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torniamo fra pochissimo. Andiamo però a Bassano del Grappa con la politica. C'è il ballottaggio che scalda ovviamente il dibattito nella città di Bassano, e c'è un'importante novità che riguarda il candidato del centro-sinistra Campagnolo. Vanessa, buongiorno. Vanessa Vanzato. Buongiorno a te Nicola e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene Nicola, è un momento importante verso il ballottaggio dei prossimi 23 e 24 giugno a Bassano del Grappa, perché è ufficiale, proprio da oggi c'è stata questa unione, questo apparentamento, diciamo, che vede uniti il candidato sindaco di È il Momento Gianni Zen con il candidato sindaco Roberto Campagnolo centro-sinistra a supporto proprio di quest'ultimo. Io partirei proprio da Gianni Zen È il Momento, parlando proprio dal boom che avete avuto alla prima tornata elettorale, la prima votazione che c'è stata la settimana scorsa, un risultato quasi inaspettato. Il perché intanto avete deciso di appoggiare il candidato Campagnolo? Noi ci siamo dati come movimento un metodo, il metodo della partecipazione, per cui abbiamo dialogato con tutti, poi ci siamo ritrovati e ci siamo confrontati i risultati del dialogo, si è confrontato quelli che sono il manifesto dei valori e poi i contenuti, e siamo arrivati a una determinazione quasi all'unanimità con il centro-sinistra guidato da Campagnolo. Ecco, l'obiettivo principale che vi ha fatto appunto dare questa svolta alla compagine e tutto quanto? Direi quella che è la sinergia rispetto per i prossimi 5 anni della forza innovativa che noi abbiamo intercettato e che dobbiamo interpretare in relazione a quelli che sono i bisogni e le esigenze dei bassanesi. Credo che i bassanesi si meritino questa capacità di capire quali sono i problemi, perché c'è bisogno di un destino comune che deve ritornare ad essere al centro della vita della città. Roberto Campagnolo, è chiaro che la parola d'ordine di questa unione, alla base di questa unione soprattutto, è il dialogo. Il dialogo è stato un tratto distintivo della nostra campagna elettorale, ma io credo che da parte nostra ci sia stata anche una forte attenzione ad ascolto, quindi a quello che i cittadini ci dicono, e con queste elezioni i cittadini hanno dato un messaggio chiaro. Il risultato verso Gianni Zen, la lista al momento, è un messaggio chiaro alla città, richiesta di rinnovamento, di partecipazione, di metodi nuovi che il sottoscritto e la coalizione che mi sostiene con grandissima generosità ha deciso di accogliere a pieno titolo, quindi non facendo accordi sotto banco, cose di questo genere, ma apparentamento vero, pari dignità nella gestione e nella partecipazione al governo della città, con un programma condiviso, idee nuove. Questo è quello che proponiamo ai bassanesi. Non so se dalle altre parti arriveranno messaggi così chiari, così coerenti, così di valore. Questo è il nostro percorso. Oggi sono molto felice di questa cosa, ci ritroviamo con persone che hanno ideali e valori comuni. Credo che questo sia un elemento che la città deve e può apprezzare. E poi tantissimi giovani che fanno parte di questo gruppo. Allora, è un investimento verso il futuro di questi 5 anni, ma verso il futuro per Bassano del Grappa, insomma la speranza, tutto quello che c'è, ed è all'interno di quello che oggi noi stiamo facendo. Ripeto, sono orgoglioso di quello che sta succedendo, ringrazio Gianni e i ragazzi per la disponibilità e le liste che mi hanno sostenuto, per il fatto che mi hanno detto fai tutto quello che bisogna fare
per arrivare a questo obiettivo e a questa giornata. Io credo che meglio di così non poteva andare. E adesso è il momento di lanciare, è proprio il momento di lanciare invece un appello ai bassanesi e alle bassanesi di andare a votare. Sì, abbiamo visto al primo turno, credo che la nostra proposta da questo punto di vista, la proposta insieme della coalizione progressista con il valore aggiunto che porta l'esperienza di Gianni Zen nel momento, possa motivare i bassanesi a fare una scelta di valore sul governo e sulla visione del governo della nostra città. Fondamentale andare al voto. Fondamentale anche perché bisogna rispondere a quelle che sono le domande che oggi purtroppo non trovano in qualche modo qualche riscontro. Pensiamo che ha votato solo il 55%, io penso al 45% di persone che sono sfiduciate e noi vogliamo offrire a loro un gancio per pensare positivo al futuro. Bene Nicola, da Bassano del Grappa con la notizia ufficiale di questo apparentamento tra il Momento e il centro-sinistra è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. A proposito dei bassanesi, avete sentito l'appello a votare, ma quali sono le priorità che il nuovo sindaco dovrà avere dal 24 di giugno? Lo abbiamo chiesto proprio ai cittadini. Incentivare un po' l'attività sui ragazzi, sui giovani, magari con attività anche di partecipazione. La viabilità soprattutto, qua è pieno di cantieri. Io voto sempre per la cultura, quindi spero sempre che la cultura sia al primo piano su tutto, perché creare un buon cittadino attraverso la cultura significa dare un giusto apporto alla città. Io sono un insegnante, quindi sulla scuola, sui giovani è prioritario, il centro storico si sta svuotando e comunque i giovani hanno bisogno di essere considerati, quindi per me è importante la scuola. Ne vediamo tutti i giorni di cose molto semplici, però non portano lustro evidentemente. Il fatto della manutenzione in senso lato proprio, di tante cose. Ci sono anche le frazioni intorno che obiettivamente hanno bisogno anche loro di avere tipo, quando c'è qualche problematica, di avere qualche lavoro da eseguire, ecco, e non lasciarlo là come a volte succede. E poi abbiamo bisogno del teatro, abbiamo bisogno dell'ospedale, perché il problema dell'ospedale è grosso. Vedo tanti negozi chiusi e da quel punto di vista penso dovrebbe avere più mobilità e cercare di fare qualcosa di più evidente. Abbiamo bisogno di rinnovare proprio dalla base quello che è l'assetto della città. Abbiamo bisogno di volti nuovi, di giovani stimolati con idee nuove che vanno un po' oltre il classico. Ci si mette in fazioni separate, il bianco e il nero, quindi dovremo trovare la via di mezzo, dove la politica la lasciamo a chi vuol fare politica e alla città il bene della città. Intanto, allargando il raggio della politica, la Lega cerca di ricompattarsi dai contrasti interni attorno al tema dell'autonomia. Lo fa lanciando ufficialmente una manifestazione per l'autonomia la prossima settimana a Montecchio. Noi conosciamo il tema dell'autonomia, i veneti hanno una forte vocazione autonomista e saranno in piazza venerdì 21 a Montecchio per dimostrare che questo territorio merita questa riforma. E perché no, forse anche a festeggiarla. È la settimana decisiva questa per l'autonomia, con il passaggio sugli ultimi emendamenti. E mentre a Roma il centro-sinistra unito convoca una manifestazione il 18 giugno proprio contro il disegno di legge, alla luce dell'ultimo episodio accorso alla Camera con l'aggressione al deputato pentastellato Donno, la Lega risponde dal Veneto che dell'autonomia è patria. 21 giugno, Montecchio, una manifestazione ideata e organizzata dallo stesso segretario Alberto Stefani. Si torna in piazza in risposta alla piazza lanciata da Giuseppe Conte, che dirà il tutto, il contrario di tutto. Montecchio contro Roma. Se il centro-sinistra marcia compatto, della manifestazione nel Vicentino la Lega invece rivendica la paternità. Ci saranno tantissimi leghisti e spero anche non leghisti che tessereremo in Lega. Io non faccio sfide interne al centrodestra, credo però che la piazza dell'autonomia e dell'orgoglio leghista riaccenderà i cuori di tanti leghisti. Una manifestazione convocata anche per ricompattare il Carroccio, uscito con le ossa rotte dalle
alle ultime elezioni e che dell'autonomia ha fatto la sua principale bandiera. Situazioni locali ci sono sempre state, c'erano prima, ci saranno poi, però è una Lega che ha trovato la sua compattezza attorno al tema dell'autonomia e non poteva che essere così. La Lega, che lancia l'amo ai colleghi di Partito Autonomisti, e dichiara apertamente di non avere intenzione di lasciare ai colleghi meloniani la guida del Veneto. Credo che la Lega possa sicuramente ambire a governare il Veneto e lo possa fare anche indipendentemente dalla coalizione qualora servisse. Restiamo nel Vicentino, andiamo proprio a Vicenza per parlare di uno dei problemi della città, il parco Lanerossi nel quartiere Ferroviario, rischio cementificazioni. I cittadini chiedono che venga salvato. Allora, per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Daniele Garbin e Simone Squarcina. Sì, grazie Nicola, buongiorno ai telespettatori. Effettivamente siamo qui proprio all'ingresso del Parco Lanerossi con gli attivisti del gruppo che si è costituito per difendere questo spazio. Ricordiamo che è uno spazio che è destinato attraverso il cantiere della TAV a diventare cantiere ed essere praticamente raso al suolo per lasciare spazio a questa attività. Le persone si sono mobilitate subito con questa notizia da tempo, hanno anche lanciato una petizione. Le ultime notizie quali sono? Abbiamo saputo che c'è stata una petizione, questo parco è stato una parte del parco, una parte invece è un capannone industriale che è stato praticamente venduto al terzo tentativo all'asta. Ecco, questa cosa lascia un po' perplessi, erano attese magari qualche progetto che andasse a recuperare quest'area in disuso, così non è, quindi lascia un po' perplessi sul destino. Sì, diciamo che qua, anche vedendo le affermazioni recenti dei consiglieri comunali, non viene colto il punto della questione. Qua il punto non è salvare un albero o salvare una piccola fetta di bosco, qua il punto è tutelare l'ambiente e soprattutto la salute di tutti noi. Qua verrà fatto un cantiere, passerà una strada in mezzo alle case, qua di fianco c'è un asilo nido, qua si parla di inquinamento, si parla di malattie dovute all'inquinamento anche gravi, e questo è quello che va tutelato. Ok, parlare di dire a fine cantiere ripiantumeremo non è la stessa cosa, il problema è qua e ora ed è adesso che bisogna salvare gli alberi, tutelare l'ambiente e la salute, non fra 9 o 10 o 15 anni, quando i cantieri saranno finiti e il suolo sarà impermeabilizzato. Ecco, proprio su questo ricordiamo c'è stata anche un'interrogazione in questo momento in Consiglio Comunale proprio per chiedere chiarimenti anche come intende muoversi l'amministrazione. Ecco, comunque i cittadini si stanno mobilitando, c'è stata una petizione. A quante firme siamo arrivati e soprattutto che programmi avete? Siamo arrivati a quasi 25.000 firme con la petizione, e questa petizione andremo infatti a portarla al comune, il comune che è stato invitato più volte a visitare il bosco di Lanerossi e il bosco di Calte, che però non ha mai colto l'invito, quindi saremo noi il 2 di luglio ad andare alle 8:30 partendo da Piazza Castello a portare queste firme al comune per fargli vedere effettivamente cosa la cittadinanza vuole. Ecco, grazie semmai. Con questo è la voce degli attivisti. Noi comunque abbiamo sentito anche il quartiere, quindi a questo momento vi lancio il servizio, propongo quello che dicono anche i cittadini, è una ricostruzione, non si tratta solo di attivisti ma sono i cittadini che si stanno mobilitando, e con questo restituisco la linea allo studio. 11.000 metri quadri di bosco urbano a rischio cementificazione. Il bosco Lanerossi, un cuore verde nel quartiere Ferrovieri che secondo il progetto della TAV è destinato a diventare area di cantiere per la realizzazione del tratto cittadino della linea ferroviaria alta velocità, alta capacità. Uno scempio a cui si è opposto un gruppo di cittadini che hanno promosso una petizione che ha già superato le 20.000 firme. Anche i residenti sono intenzionati a difendere il bosco spontaneo cresciuto dopo 30 anni nell'area della fabbrica pettinatura Lanerossi. Alla fiaccolata sotto la pioggia erano presenti oltre 600 persone. Sinceramente questo parco qua è proprio bellissimo, è stata una scoperta, ci veniamo spesso con le bambine e in generale è una grande risorsa perché è proprio in mezzo alle case, in una zona, tra l'altro il Parco delle Trone è più in là, insomma bisogna attraversare tutte le strade per le famiglie, è veramente bello ed è un peccato perderlo. Qui si può fare anche educazione ambientale, ci stavano spiegando che ci sono un sacco di animali. Negli ultimi 6 mesi diciamo che ogni volta che piove un po' di più siamo a rischio idrico. La risposta non può essere cementificare zone che invece aiutano a drenare l'acqua che viene e a mitigare comunque in qualche modo gli effetti del cambiamento climatico. È un polmone verde ed è stupendo, è veramente bellissimo.
anche la fabbrica secondo me dovrebbe essere messa in sicurezza e mantenuta così com'è. Quindi abbiamo bisogno di terreno e di alberi, è necessario assolutamente, quindi il lavoro che vogliono fare è uno scempio in città veramente. Penso che appunto bisognerebbe cercare di proteggerlo e vedere alternative per la posa di questo cantiere. Bisognerebbe cercare di mantenerlo, magari ripulendolo, facendo delle opere tra virgolette utili per la comunità, sarebbe anche per il quartiere sarebbe utile. Finché si guarda semplicemente da satellite non sembra enorme, dopo appena ci si viene dentro ci si rende conto che anche semplicemente l'aria è diversa e insomma per chiunque venite a farci un giro, provatelo sulla vostra pelle. Sono Renzo Rizzi, ispettore delle guardie zoofili dell'ENPA. Noi siamo qua oggi per verificare un attimo come sta la nidificazione, perché con la nidificazione in corso non si possono abbattere gli alberi, se non è stato fatto almeno un controllo su tutti gli alberi. Quindi noi oggi facciamo una verifica un attimo ad occhio, vedremo insomma come si potrà procedere o come si metterà la situazione, ecco, con quello che sta succedendo. Ancora ambiente a Padova, però a rischio cedimento la sponda del Bacchiglione a ridosso delle strutture di Padova, Canottaggio e Rari Nantes. Siamo nella zona golenale della Paltana. È partito un intervento urgente del comune. Allora ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin con Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, noi ci troviamo proprio lungo l'Argine, siamo all'interno della Rari Nantes e quello che adesso Cristian Roque Allende sta inquadrando è il punto dove le ruspe da giovedì stanno lavorando, ruspe che al momento oggi sono ferme perché è sabato ma sono al lavoro. Cosa è successo? La situazione è una situazione monitorata da una decina d'anni, ma con le recenti piene e i giorni di maltempo molto frequenti che si sono registrati a Padova nell'ultimo periodo c'è stato un ulteriore smottamento della parte arginale che si trova proprio a ridosso sotto le strutture della Padova Nuoto, impianti di natatori padovani che hanno dato in gestione quella parte alla Padova Canottaggio e quindi si è formata anche una crepa nell'edificio. Sono arrivate subito le ruspe, il comune ha fatto partire degli interventi urgenti. Qui con me c'è Marisa Galuppo che è la presidente della Rari Nantes, perché insomma questa è una situazione, quella dell'Argine qui della zona golenale della Paltana, da sempre molto fragile. L'abbiamo visto nel 2010 cosa è accaduto proprio qui in questa zona che era completamente dove siamo noi adesso, totalmente sott'acqua, e quindi l'acqua sta erodendo l'Argine. Certo, anche nella parte di Argine che è gestito da Rari Nantes Patavium, la zona della Cavana, le continue piene ma anche gli innalzamenti e abbassamenti anche lievi del fiume continuano ad erodere la riva, per cui c'è bisogno di continue manutenzioni e io spero che questo intervento che viene fatto nella zona di Padova Canoa della Padova Nuoto prosegua anche nella parte che riguarda la Cavana, perché le ultime, soprattutto l'ultima piena, ha causato veramente dei problemi grossi, nel senso sia alla struttura della Cavana ci ha portato via imbarcazioni e comunque una continua erosione della parte arginale su cui è appoggiata la passerella dove si passa per salire sulle barche eccetera, per cui creando anche situazioni di rischio e pertanto confidiamo che l'amministrazione abbia a cuore anche di continuare l'intervento qui. Ci hanno già promesso che comunque rimetteranno delle bricole che sono andate perse, noi le abbiamo rivestite in parte con una struttura di plastica, ma abbiamo visto che non è sufficiente, per cui le bricole sono da sostituire, scusate. Anche perché insomma, noi intanto continuiamo a vedere l'ammasso di terra che c'è lì, che è quella che sta scendendo praticamente nel fiume. Il fiume in quest'ultimo periodo è stato piuttosto irruento, ci spiegava. Sì, in effetti guardando proprio il pelo dell'acqua del fiume era
quasi da spavento, nel senso che la corrente era fortissima, adesso lo guardo ora e lo vedo tranquillo. Giorni fa anche i nostri vogatori più esperti non avevano il coraggio di uscire, insomma abbiamo comunque evitato di uscire in barca perché la corrente era inarrestabile, era un bel problema, ecco. Bacchiglione dunque osservato speciale in questo tratto di Padova, che è quello della Paltana, quello che andò sott'acqua nel 2010 e anche con il recente maltempo ha visto passare la piena del Bacchiglione ad arrivare proprio qui nei livelli più alti. Dicevamo, c'è già partito l'intervento urgente del comune, ce lo spiega il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi e io restituisco la linea allo studio. Da alcuni anni stavamo monitorando un piccolo movimento dell'argine verso il fiume. Con le piene degli ultimi mesi questo spostamento si è aggravato e per questo abbiamo deciso di concerto con il Genio Civile di effettuare un intervento di messa in sicurezza dell'argine. In questi giorni quindi stiamo rinforzando l'arginatura, fermandola, mettendo una palificazione tra l'argine e il fiume in modo da arrestare il movimento verso l'acqua. Al termine di questa operazione l'argine poi verrà consolidato e quindi poi stabilizzato. Ecco, un intervento che parla di cura, di messa in sicurezza di argini che con le piene di questi mesi, ma anche degli anni passati, insomma, subiscono delle forti sollecitazioni, quindi è importante il continuo monitoraggio da parte del Comune e del Genio Civile, l'intervento anche in situazioni di questo tipo. L'edificio non ha avuto dei danni che ne compromettono la sicurezza, quindi al termine dei lavori si potrà anche tornare a svolgere le attività, ma sarà importante insomma continuare a monitorare una situazione per cui insomma i numerosi episodi di piena insomma mettono in sollecitazione le nostre arginature che spesso sono anche il luogo dove ci sono attività o anche abitazioni. L'intervento durerà circa un paio di settimane e costa quasi 90.000 euro. Pochissimi istanti di pubblicità, c'è moltissima cronaca che vi dobbiamo raccontare subito dopo. Andiamo in diretta con Focus TG, la cronaca, torniamo a parlare del femminicidio di Vigonza perché ci sono forse importanti novità sulla dinamica di questo terribile delitto. L'ipotesi che Giada Zanola sia stata stordita prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla 4 a Vigonza dal compagno Andrea Favero è quella che maggiormente convince gli investigatori. Le conferme arriveranno dall'esame tossicologico effettuato durante l'autopsia della 33enne bresciana uccisa la notte del 29 maggio scorso, ma ci sarebbero anche dei riscontri dalle perquisizioni fatte nei giorni scorsi dai poliziotti della squadra mobile nella casa di Via Prati dove Giada Zanola viveva con il suo compagno. L'ipotesi dell'assunzione di farmaci era stata presa in considerazione anche dopo la testimonianza di un'amica della 33enne che agli inquirenti, dopo il delitto, ha raccontato che Giada le aveva confessato di avere il timore che Andrea Favero la drogasse. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di Via Prati a Vigonza inoltre inquadrano sempre e solo la macchina della coppia passare e nessuna persona a piedi. Questo non coincide con la prima versione fornita da Favero al momento del fermo, quando ha dichiarato che la compagna era uscita da sola a piedi e lui in un secondo momento l'aveva raggiunta e caricata in auto. In realtà Giada potrebbe essere stata fatta salire in auto viva, ma stordita e dunque incapace di difendersi e reagire. Ieri intanto gli agenti sono nuovamente tornati nell'abitazione posta sotto sequestro per prelevare ulteriori dispositivi elettronici come l'apparecchio per il collegamento wifi, un elemento utile a capire fino a che ora il cellulare di Giada, che ancora non si trova, sia stato agganciato alla cella di casa. Un tragico incidente stradale, siamo nel Veronese, nel comune di Zevio, nella serata di ieri, a perdere la vita un 35enne in moto. L'incidente è avvenuto nei pressi di via Sant'Antonio, a breve distanza dall'abitazione dell'uomo. Secondo la prima ricostruzione il motociclista
non è riuscito ad evitare l'impatto con un mezzo agricolo, probabilmente un trattore, un mezzo condotto da una donna che dai primi riscontri non è da escludere possa essere stata colta da malore alla guida. Purtroppo un'altra vita spezzata, giovane, sulle strade del Veneto, in questo caso nel Veronese. Ieri, a proposito di tragedie sulla strada, l'ultimo saluto a Treviso alla 38enne Giulia Mauri, che è stata investita e uccisa da un furgone mentre girava in bicicletta lungo strada Ovest. Toccanti le frasi di una lettera scritta dai genitori e dal compagno della giovane, che sono stati letti dall'altare. La notizia della tragica e improvvisa morte di Giulia ha veramente spezzato il cuore. Una folla di amici e parenti ha salutato per l'ultima volta Giulia Mauri, tragicamente scomparsa a 38 anni, travolta il 3 giugno da un furgone mentre era in bicicletta lungo Viale della Repubblica. La cerimonia è stata officiata nella chiesa del Sacro Cuore da Don Giovanni e Don Tiziano Rossetto, rispettivamente parroco del Sacro Cuore e parroco di San Pelaio, dove Giulia con il fidanzato Matteo vivevano da un anno. Prima dell'inizio della funzione è stata letta una lettera scritta dal compagno e dai genitori. Non c'è nulla che possa lenire il dolore di questa perdita, ma siamo certi che la sua gentilezza, il sorriso delle labbra e degli occhi, quegli occhi trasparenti che aprivano il cuore, la sua paziente determinazione e la perseveranza nei progetti continueranno a vivere nei nostri ricordi. Sopra il feretro di Giulia rose bianche e una corona di fiori gialli e rossi. Seduto a poca distanza il compagno di Giulia, Matteo, che ha trovato conforto nel supporto della madre Paola. In chiesa anche il sindaco Mario Conte. Assente alla cerimonia il padre di Giulia, Renato, gravemente malato. Lutto nel lutto, mentre la famiglia affrontava questo momento doloroso, lo zio Giorgio è morto durante la notte, forse a causa dell'immenso dolore per la perdita della nipote. La presenza di ciascuno di voi qui oggi è un tributo alla vita di Giulia e un segno dell'affetto e dell'amore che ha lasciato dietro di sé. I compagni del centro sportivo Rembucana, i maestri Ofelio e Davide Michelana, hanno annunciato una raccolta fondi per aiutare i giovani che non hanno la possibilità di praticare sport. In segno e nel nome di Giulia, i fondi raccolti saranno devoluti all'assessorato allo sport di Treviso. E una donna ieri è uscita viva per miracolo dall'incontro a pochi centimetri con un tubo di cemento, un manufatto di cemento pesante 50 quintali, uno dei 3 grossi manufatti persi da un camion a Ponte della Priula. Noi abbiamo visto abbiamo sentito un grosso rumore di acciaio, di ferro, di tubi che cadevano giù. E poi abbiamo visto, ci siamo affacciati alla porta e abbiamo visto il tubo che si fermava sulla povera Smart della signora. La cosa che è stata peggiore è la poveretta la signora in macchina che si è vista il tubo arrivare. Andrea e Michele gestiscono il negozio di barberia a ridosso della rotatoria, dove in mattinata si è sfiorata la tragedia quando un tir di una vicina ditta ha perso 3 grossi tubi di cemento. Il mezzo pesante era diretto a Conegliano quando parte del carico è caduto sull'asfalto. Un blocco in particolare è rotolato fino a colpire la Smart di una donna di Susegana pronta a immettersi nella rotonda. Una scena quasi surreale, poi il sospiro di sollievo collettivo. Cioè il tubo quando è caduto proprio ha rotolato pianino e si è fermato sulla macchina. È stato mezzo miracolo perché non è caduto sopra. Un miracolo che è andata bene a una nostra concittadina qua. Fai conto che una Smart ha preso il muso davanti e è cascato proprio giù davanti il muso della Smart. Fortuna. È andata bene. È andata bene. Miracolo o caso fortuito, a Ponte della Priula, snodo tra i principali della Marca, è stato comunque il caos. Sul posto polizia locale, pompieri, soccorso stradale con autogru. Per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, soltanto qualche disagio per la viabilità, però grazie a una ditta privata e ai vigili del fuoco, insomma all'opera di tutti, siamo riusciti a liberare la strada in tempi veramente brevi. Erano una 50 di quintali all'uno, e niente, siamo riusciti a spostarli e ricaricarli nel mezzo e
far defluire il traffico. Nonostante la tragedia sia stata evitata, si dovrà comunque fare chiarezza sull'accaduto. Rilievi e indagini sono in corso per capire eventuali responsabilità della ditta e dell'autista. Resta la sensazione diffusa di uno scampato pericolo. Io non faccio mai la rotonda in bici, sempre la ciclabile, perché la rotonda è cattiva. Ancora la cronaca, abbiamo visto i minorenni vandali che hanno devastato l'azienda veneziana e poi ci sono i minorenni che compiono rapine e aggressioni. È successo a Jesolo, 5 minorenni trevigiani che adesso non solo subiscono la denuncia ma anche un DASPO. Messaggio per cui quando combini qualcosa a Jesolo ne paghi una conseguenza. Non è la prima volta che succede, quindi questo è assolutamente il tipo di messaggio che voglio dare e che ci permette di dire che piano piano siamo riusciti nel tempo a migliorare molto la situazione di sicurezza nella nostra città e a portarla sotto controllo. Così commenta il sindaco di Jesolo la decisione del questore di Venezia di disporre 5 DASPO Willy nei confronti di altrettanti minorenni al termine di un'intensa attività di indagine nella località balneare e in seguito a 3 denunce presentate al commissariato nelle ultime settimane da alcuni giovani che avrebbero subito in 2 diverse serate aggressione, furto di denaro, oggetti preziosi e indumenti di marca nella zona centrale jesolana interessata dalla movida notturna. I minorenni sarebbero tutti originari di Treviso. Dal Covid assistiamo a un abbassamento della tolleranza probabilmente anche sociale rispetto alla violenza, rispetto anche al consumo di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti, quindi esiste anche un limite rispetto a quello che possono fare le forze dell'ordine e anche l'amministrazione comunale e quanto dovrebbe fare la società nel suo complesso e l'educazione. Tra i casi segnalati potrebbe esserci anche quello denunciato ai nostri microfoni lo scorso 27 aprile. Oltre alle informazioni fornite dalle persone offese, importantissime anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il DASPO Willy dispone l'interdizione della frequenza dei locali pubblici e aree urbane prossime a questi ultimi soggetti ritenuti responsabili di fatti che abbiano destato particolare allarme sociale e siano stati lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica. I 5 sono stati deferiti all'autorità giudiziaria anche per il reato di rapina. Il messaggio del sindaco è chiaro. Jesolo è e resta un luogo di divertimento, ma un divertimento sano e dentro le regole, quindi chi viene a Jesolo per far casino, per violare la legge, non è un ospite gradito, quindi lo vogliamo dire in maniera chiara. Se vieni a Jesolo per fare questo non ti vogliamo, ecco. È un messaggio molto chiaro. E poi l'altra piaga, quella dei furti, una raffica che sta colpendo la zona del Coneglianese. Ha provato la porta, ha visto che non si apriva, me l'ha rovinata in 2 punti, abbiamo dovuto sistemarla, poi ha preso la sedia, si è messo là, ha rotto la finestra, la serratura, comunque sono bocche di lupo, ha sganciato i gancetti, l'ha fatta cadere verso l'altro vetro e mi ha rotto la finestrella. Poi scavalcando si è appoggiato al bancone, è entrato e ha fatto quello che doveva fare. Elisa Serafina, titolare del Bar Doc, ha assistito praticamente in diretta alla razzia del suo locale. Sono le 4:50 del mattino quando l'allarme la tira giù dal letto. Le telecamere in tempo reale inquadrano un uomo con le mani nella cassa. Ha preso tutto quello che c'era, monetine di rame, monete, la carta che c'era e giustamente noi nel cassetto teniamo dei blister per una questione quotidiana di cambio. Ha preso su quelli e poi l'allarme funzionava, la sirena funzionava, lui ha agito senza nessun problema, è uscito, ha aperto la porta, ha sistemato anche la sedia che aveva usato per aprire la finestra e è andato via, quindi è stato anche gentile da una parte, educato. Elisa sorride ma un riso amaro. Quelle telecamere erano state acquistate nel 2021 dopo una raffica di furti. 4 nel giro di 6 giorni. Telecamere non servono perché devo vedere cosa fa la gente, ma io voglio essere sicura che le mie ragazze che lavorano qua siano sicure, che i clienti siano sicuri e io in primis, perché comunque ci vivo quasi dentro qua. A ridosso del Bar Doc c'è il Junior Sporting Tennis, stesso copione, ma il bottino è stato ancora più consistente. Sono entrati da lì, da quella finestra lì. Sono scesi, sono calati, hanno preso quello che dovevano prendere e poi sono usciti dalla porta antisfondamento, che è questa. Quindi non hanno toccato niente, hanno preso, sapevano dove erano, probabilmente dove era il denaro,
e se ne sono usciti, circa 6.000 euro. Erano rimasti qua perché dovevo pagare alcune cose e quindi sono spariti, non lo so, altro non so dirti, insomma. Sicuramente persone addestrate per fare questa cosa qua, perché in poco tempo hanno fatto. Perché sapevano dove mettere le mani. Sicuramente. Altro colpo poco distante alla gelateria Coni d'Amor a Sarano. Anche qui il ladro è entrato con destrezza, dirigendosi poi verso la cassa, tentata effrazione nel vicino negozio di barberia. È comunque casa nostra. Sì, abito, ma qua è anche qua casa mia. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi torneremo da Lucio Zanato a Bibbione. Abbiamo aperto con Bibbione e ci torniamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta con Focus TG, siamo alle battute finali, abbiamo aperto con gli alpini e chiudiamo con gli alpini. Abbiamo visto in diretta la cerimonia successiva alla messa e allora da Cesarolo, credo che sia ancora a Cesarolo, il nostro Lucio Zanato, che prevede la giornata di oggi. Lucio. Intanto buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono con il sindaco Flavio Mauruto di San Michele al Tagliamento, perché ricordiamo che Bibbione è frazione di San Michele al Tagliamento, sembra impossibile ma è così. E intanto allora, giusto per dire, il menù della giornata prevede collegamento in diretta oggi con la Santa Messa presieduta dal Vescovo di Pordenone, poi nel pomeriggio i servizi dedicati all'arrivo della staffetta di cui abbiamo dato conto, la partenza ieri dalle sorgenti al Tagliamento, l'arrivo prima al Ponte di Bevazzana per un ricordo di un affondamento che ha visto tanti alpini annegare nel mare, e quindi il ricordo del battaglione Osoppo che farà proprio un omaggio floreale, poi alle 18 Piazzale Zenit, alza bandiera, e poi a seguire questa sera dalle 20:30 per Rete Veneta saremo in collegamento in diretta per seguire i cori alpini di Piazza Treviso, Piazza Fontana e poi anche le fanfare di Piazzale Zenit. Quindi serata importante. So che c'è l'Italia che gioca con l'Albania, però tenete acceso anche dall'altra parte, perché come sempre lo spettacolo degli alpini non si deve perdere. Detto questo, sono con il sindaco Mauruto perché anche per i sindaci una donata triveneta è un bell'impegno. Lei l'abbiamo strappata perché adesso deve partire da un'altra parte, insomma è un bell'impegno per un sindaco. È un impegno importante, è una tappa importante per noi e il merito non è sicuramente solo mio, è gran parte anche degli uffici comunali, in particolare quello dell'ufficio turismo, della polizia locale, che hanno saputo garantire e programmare insieme con i gruppi alpini, in questo caso con Munarini, capogruppo della provincia di Venezia, hanno saputo programmare e coordinare da qualche mese un po' tutto quanto, e speriamo di riuscire di essere all'altezza di questo compito. Per il momento è andato tutto bene e quindi questo ci fa sicuramente piacere. Ecco, per il vostro territorio avere degli alpini, quindi protezione civile, attenzione eccetera, ma sono alpini a quota zero, che sono una cosa davvero particolare. Che cos'è? Che cosa significa? Cosa sentite per gli alpini qui? Allora, nei confronti loro, non solo da parte mia, ma credo di poter dire dell'intera popolazione del nostro comune, c'è una grande slancio, c'è una grande simpatia, c'è una grande attenzione, perché in qualche modo quella che è la loro generosità, il modo di essere, il modo di fare in silenzio senza farsi sentire, senza gridare, il modo di essere presenti nei confronti delle persone anziane, il modo di sostenere la protezione civile, il modo di essere così sempre attenti, puntuali, e ogni volta che vengono chiamati non hanno scuse per dire di no. Io credo che questo sia qualcosa che va oltre, il loro modo di essere è un valore che in qualche modo così talmente importante che credo sia riconoscibile non solo in questo caso dai nostri concittadini, non solo dalla nostra Bibbione, ma soprattutto sarà riconoscibile anche dai turisti che in qualche modo oggi sono presenti qui nella nostra realtà di Bibbione. E credo che la loro presenza, la loro simpatia, la loro allegria, il loro modo di avvicinarsi agli altri sarà sicuramente riconoscibile da parte dei turisti, e sicuramente sarà un modo di far conoscere ancora più bene Bibbione, che in qualche modo si avvale anche di queste persone che sanno trasmettere molto ed essere generose nei confronti degli altri. Ecco Sindaco, oggi abbiamo sentito, non so Nicola se è possibile far vedere anche delle immagini della celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Pordenone, però il Vescovo ha parlato
Lo potremo vedere naturalmente nel corso della serata, però era importante il passaggio del Vescovo nella sua omelia, perché ha parlato di questo granello di seme, perché poi diventa un albero che dà beneficio per tutti, un po' come gli alpini. Assolutamente, credo che il Vescovo, Sua Eccellenza il Vescovo, abbia sicuramente colto lo spirito del gruppo degli alpini. Loro sanno anche fare gruppo, ecco, questo credo sia seminare, avvicinarsi agli altri, fare gruppo, perché fare gruppo vuol dire essere solidali, vuol dire essere poi saper vivere la vita in un modo più semplice, visto che le complicanze della vita, loro in gruppo si riesce a superare molto spesso gran parte dei problemi, e questa è una loro caratteristica. Ecco, va detto un'altra cosa, Bibbione per numero di turisti supera Jesolo, giusto? Al momento sì, questi ultimi anni sì. E tanti sono stranieri? Quasi il 70% sono stranieri. Ecco, quindi... questi stranieri cosa hanno detto al sindaco di questi personaggi che girano con questo cappello un po' particolare e con la penna in testa? Beh, credo che abbiano così sprigionato la simpatia per le loro caratteristiche, per questa penna che in qualche modo li contraddistingue, per il modo, l'approccio che loro hanno con gli altri. Credo che in qualche modo i turisti saranno, quelli che ho sentito sicuramente sono ben lieti di questa, e mi sono congratulati con l'amministrazione per quello che è stato fatto. Sindaco, grazie, ma questo ci dà il modo di poter lanciare il servizio che abbiamo realizzato ieri sera, proprio il commento degli alpini a quota zero, ma anche il commento riguardo i turisti. Vediamolo insieme e poi linea allo studio. Da dove viene? Da Verona, provincia di Verona. Sensazione? Bellissima, perché prima volta che faccio una dunata a quota zero vicino al mare. Come ci si trova a quota zero? In che senso quota zero? Cioè, siamo a Bibbione, siamo vicino al mare, per un alpino è quota zero? Sì, quota zero, ma guardi, io sono un alpino un po' anomalo. Avrò fatto 3 adunate in tutto. Sto cercando gli amici che non si trovano. Ecco, ma è venuto qui per la dunata? Certo, ho trovato da dormire, ho provato a telefonare agli amici, ma penso siano già carichi perché le indicazioni non me le sanno dare. Ecco, comunque per un alpino però andare a sfilare al mare è una cosa un po' particolare. Sì, ma dai, la compagnia, il contesto, dai, la compagnia è tutto. Come ci si sente a quota zero? Bene, direi un po' più caldi che in quota 1000. No, si sente bene, una bella manifestazione come sempre, come d'altronde tutte le manifestazioni nostre. Alpini quota zero. Beh, per me essere quota zero, come dire a zero branco, siamo a quota zero, più zero branco, più zero così non si può. Cosa dicono gli stranieri? Voi avete molti stranieri qua? Sì, abbiamo molti stranieri e sono tutti molto incuriositi di vedere le bandiere, ci hanno chiesto cos'è questa cosa, di vedere i cappelli con la penna, insomma sono molto incuriositi e vogliono informazioni, e comunque qualcuno conosce anche il corpo degli alpini, anche tra gli stranieri. Siamo molto incuriositi, infatti oggi abbiamo fatto un bel po' di foto con delle ucraine, signore ucraine, ed è stata una bella esperienza veramente. E questa è una spiaggia di stranieri, però siamo ben visti e ben voluti. Io ho parlato con gente dall'Austria e molto orgogliosi aspettavano questa data per venire qui a Bibbione. Infatti qua tedeschi e austriaci che sono un po' disorientati, questo non hanno mai visto gli alpini così con il cappello, con la penna, penso che non sappiano neanche cosa sia. Ma chiedono, fanno? Beh, noi abbiamo trovato qualcuno, come va, cosa state facendo? Abbiamo la donata del Triveneto e così va bene. Adesso vedranno che loro questi giorni, oggi c'è anche poca gente, magari domani e domenica penso che resteranno un po' sorpresi e magari diranno quando torneranno in Germania o in Austria che in Italia gli alpini sono un corpo veramente forte, importante. Avete preparato apposta questa cosa qua? Certo, per accogliere tutti gli alpini che verranno da noi in questi giorni. Ecco, è già venuto qualcuno? Sì, abbiamo già avuto più di qualcuno che vengono qui con il bel cappello, con la piuma e stanno qua a farci compagnia. Grazie. Ciao! Allora vi ricordo, questa sera 20:30 i cori e le fanfare, domani dalle 7:30 la diretta per seguire lo sfilamento delle penne nere nell'ultima giornata della Triveneta degli Alpini. Grazie per averci seguito, arrivederci.